Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovo game, Warlock, Master of the Arcane. Oggi inizieremo una nuova partita all'interno di questo nuovo game che si basa particolarmente su un genere strategico e quindi come sfondo ritroviamo un ottimo paesaggio fantastico dove all'interno entreranno a effettuare delle azioni dei personaggi particolarmente fantastici come per esempio delle creature mostruose, quindi il nostro personaggio base, il leader della nostra fazione, quindi il leader del nostro popolo, non sarà un vero e proprio umano reale, ma potrà assumere anche dei caratteri fantastici e quindi degli elementi immaginari. Intanto impostiamo una nuova campagna. Intanto questo gioco si basa sulla lingua inglese, ma questo non è un problema perché è abbastanza comprensibile. Impostiamo una difficoltà media, ovvero una difficoltà normale, e andiamo avanti nella configurazione della nostra campagna. È un gioco davvero molto bello che può essere paragonato, lo stile di gioco, alla saga dei Civilization. Infatti è molto ma molto simile, ovviamente lo schema di gioco, poiché il paesaggio non ha molto a che fare, però il modo in cui vengono mosse le unità, eccetera eccetera, è molto paragonabile a quello stile di gioco. Allora, innanzitutto dobbiamo impostare la grandezza del nostro mondo e mettiamo una grandezza abbastanza elevata, quindi una grandezza larga, seguita dall'impostazione della nostra mappa. Possiamo scegliere se impostare grandi terre, continenti, supercontinenti, delle isole oppure solo dei semplici continenti, e scegliamo solo dei semplici continenti. Inoltre possiamo selezionare i rivali, ovvero possiamo selezionare 4 rivali al nostro uomo, e in seguito possiamo aggiungere diversi mondi addizionali al nostro mondo principale, e ne aggiungeremo 3, poiché all'interno della mappa ci saranno dei portali tramite i quali riusciremo a raggiungere altri luoghi. Più avanti vedremo. Inoltre possiamo scegliere la tipologia della nostra mappa, se scegliere un mondo piatto oppure un mondo cilindrico. Io direi di scegliere un mondo cilindrico, anche perché già è impostato regolarmente dal game. E adesso andiamo all'interno della nuova finestra, nella scelta del nostro personaggio. Allora, innanzitutto possiamo personalizzare il nostro personaggio secondo i suoi vantaggi e le sue magie, perché all'interno del gioco, come ho detto, ci saranno delle magie che influiranno nelle nostre azioni. Però per adesso scegliamo un personaggio più, come possiamo dire, più figo, che è questo Merlino qui. Vediamo un po' chi ritroviamo: Anna de Benign, Nicholas de Frost. Guardate questo che è forte, ragazzi, con la barbona azzurra. Questo può essere un buon re. Scegliamo il colore azzurro, va bene, può indicare, può anche associarsi alla sua barba. E per quanto riguarda i suoi pregi, abbiamo già selezionato Archimago, Arcimago. Praticamente all'interno di questo gioco ci saranno dei valori molto importanti. Uno di questi è la magia. Per quanto riguarda la magia, verrà utilizzata all'interno del nostro ambito per compiere delle azioni magiche, e questa magia verrà rigenerata con diversi edifici, e quindi possiamo considerare questo valore mana. Il mana praticamente, come potete vedere, è già innato nel nostro Nicholas Frost e dà 100 in più di mana al nostro caro popolo. Quindi vediamo un po', rimuoviamo il titolo Arcimago, maledizione, e vediamo un po' se possiamo aggiungere per esempio Magnate, produzione 10 in più di oro. Adesso andremo anche ad analizzare le nostre risorse e verrà tutto molto molto più comprensibile. Per quanto riguarda le magie, vediamo un po': Summon Imps, delle evocazioni speciali di diverse unità, e Laser Fireball, delle palle infuocate che proverranno dal cielo in modo tale da distruggere diverse unità. Benissimo, abbiamo completato il nostro personaggio, possiamo iniziare immediatamente la nostra campagna. Allora, vediamo un po' dove ci teletrasporterà il nostro caro gioco. Allora, abbiamo un ottimo avviso che ci consiglia di seguire il tutorial per quindi illustrare per capire come muoverci all'interno di questo game, ma lo possiamo fare anche senza il suo aiuto. In alto a sinistra possiamo notare innanzitutto l'oro che abbiamo disponibile, le entrate e ovviamente tutto il riassunto per quanto riguarda le entrate, le spese, eccetera. Totale 16,5 d'oro in più. Inoltre abbiamo il cibo, che è la materia fondamentale per far sopravvivere la nostra popolazione. Può essere ottenuto tramite delle costruzioni che lo producano. Per esempio abbiamo dei bei maialini al di fuori della nostra portata in azzurro, dove possiamo andare a creare un vero e proprio accampamento per la raccolta quindi della carne suina, e in seguito essa verrà utilizzata per reclutare nuove unità. Inoltre il mana, come vi parlavo,
verrà utilizzato ovviamente per le azioni magiche, che come potete vedere le troviamo all'interno del nostro libro delle magie. Innanzitutto il nostro tutorial continua ad avvisarci, però le nostre magie si ritrovano in questo settore. Abbiamo le nostre evocazioni speciali che consumeranno 30 di mana e la palla da fuoco infliggerà 15 di mana alla nostra popolazione. In seguito possiamo aumentare la nostra capacità di ottenere mana tramite numerose città che andiamo a conquistare o che andiamo a colonizzare. Benissimo, invece questi sono i punti di ricerca. I punti di ricerca possono essere fondamentali per la ricerca di nuove, come possiamo dire, tecnologie, se così si può dire. Vediamo un po' le nuove tecnologie, chiamiamole le nuove magie che possiamo andare a scoprire, sono le seguenti. Hanno bisogno di 3 turni per la costruzione, anzi per la ricerca, e io direi di ricercare, vediamo un po', Laser Shadow Bolt, infligge 8 punti di danno magico. Possiamo ricercare questa ricerca, poi più avanti andremo a vedere più dettagliatamente le ricerche più importanti. Però innanzitutto questa è la nostra cittadina, Spellmare. Possiamo cambiare anche il nostro nome, possiamo eliminare il tutorial, perfetto. Spellmare, la nostra cittadina, vediamo un po', la chiamiamo Monkey Island. Monkey Island, benissimo, Monkey Island. Vediamo un po', possiamo scegliere sulla sinistra tutte le costruzioni che andranno a modificare il nostro impero, dai granai alle gilde dei nostri uomini dove potranno essere arruolati, ai distretti di tassazione che andranno ad aumentare la nostra produzione di oro e così via. Nella parte destra invece possiamo reclutare le nostre truppe, come per esempio i guerrieri, che hanno bisogno di 3 turni per essere reclutati e 25 monetine, e questo può essere un'ottima scelta per andare a colonizzare nuovi territori. Benissimo. In basso potete vedere la nostra popolazione che aumenterà nei turni successivi, quindi la crescita naturale, eccetera. Possiamo chiudere anche la, come possiamo dire, la visualizzazione della nostra città e vedere che ci sono delle unità che ancora sono in attesa di fare qualcosa. Per esempio abbiamo i nostri cari cacciatori che hanno un 7 di attacco, quindi un ottimo punteggio per essere dei cacciatori che hanno 4 movimenti su 4 disponibili ancora, e attaccano a distanza perché dispongono del loro arco. Come vedrete, i cacciatori andranno, e ovviamente tutte le unità andranno ad aumentare la loro capacità in guerra tramite il combattimento, quindi possono essere potenziati le loro abilità ed essere quindi più efficaci in battaglia. Allora, vediamo un po' che cosa ritroviamo. Troviamo un accampamento di ratti. Questo può essere conquistato quindi per guadagnare più esperienza alle nostre truppe e anche per andare più avanti e vedere che territori ritroviamo, quindi per andare a conquistarli. Innanzitutto troviamo anche dei tesori in mare che possono essere raccolti direttamente dai nostri uomini. Vediamo un po' se li riusciamo a selezionare. Eccoli qua, i nostri rogues, vediamo se riescono ad prenderli. Questi uomini non possono attraversare il mare, quindi dobbiamo arruolare direttamente un'altra unità per andarli a prendere. Allora, avanziamo sempre con queste unità andiamo verso ovest, avventuriamoci all'interno di queste nubi, attraversiamo le colonne d'Ercole, ragazzi, e vediamo un po' quello che ci sarà oltre. Innanzitutto a Monkey Island vediamo se possiamo costruire qualcosa di importante, per esempio una bella miniera di argento che potrà aumentare la nostra capacità, e possiamo collocarla direttamente sul giacimento di argento. Bene, possiamo adesso avanzare di turno. Vediamo un po', c'è un altro bell'avviso, potete vedere che è stata commissionata un'altra unità all'interno della nostra cittadina. Beh, questo non era indispensabile, possiamo avanzare di turno. Ecco i ratti, ragazzi, eccoli qua che si stanno avvicinando direttamente ai nostri cacciatori. Vediamo, i cacciatori sono stati dimezzati perché ovviamente nel corpo a corpo non sono molto ma molto efficaci. Benissimo, allora attacchiamo con le nostre donnicciuole, vediamo un po' se riescono a contrastare i ratti. Andiamo avanti, passate in mezzo, vediamo un po' il combattimento con le donnicciuole contro i ratti. Vediamo, non hanno abbastanza punti di movimento e allora i nostri uomini devono farli fuori con i loro archi. Benissimo, se la sono data a gambe, anzi siamo riusciti a distruggerli definitivamente. Qua sotto c'è l'armata del nord, i goblin che stanno arrivando direttamente verso la nostra cittadina a conquistarla. Vediamo un po' se gli uomini arriveranno direttamente, reclutiamo un'altra bella unità. Intanto le nostre donne, visto che abbiamo bisogno di un ottimo conforto all'interno di questo perimetro, facciamole ritornare indietro. Impostiamo quindi il loro segnalatore all'interno di questa area e anche all'interno di quest'area secondo i cacciatori. Vi ricordo che la nostra cara capitale può far fuoco direttamente
direttamente dalle sue mura tramite un bell'arco, anzi le nostre torrette possono far fuoco all'interno di questa portata e nel momento in cui si avvicineranno avremo quindi modo di accoglierli. Avanziamo un altro turno e vediamo un po' che cosa accadrà. Allora, il grande mago sta effettuando dei bei movimenti, vediamo un po' dove si sta trasportando. Ci sarà qualcosa qui ragazzi, vediamo un po'. Un bel combattimento, meno male, ci hanno lasciato perdere. Benissimo. Allora, continuano ad affermare che possiamo effettuare delle esplorazioni. Innanzitutto vediamo un po' se possiamo conquistare, anzi distruggere direttamente questi uomini, anzi queste donne. Vediamo un po' se riusciamo a farle fuori, ne rimangono un paio. Adesso i nostri arcieri si daranno alla pazza gioia per distruggerle definitivamente. Allora, innanzitutto abbiamo sbloccato una nuova tipologia di unità. Allora, i cavalieri contadini sono denominati come i colonizzatori, praticamente sono in grado di creare una vera e propria città dopo essere stati reclutati. Quindi adesso commissioneremo un'altra unità e andremo a colonizzare una nuova città per quindi conquistare un'altra area territoriale, quindi ottenere numerosi vantaggi. Benissimo, adesso vediamo un po' il pannello delle ricerche. A breve condurremo questa ricerca a termine, anzi la porteremo a termine, ma il gioco non si ritrova solo in questa modalità libera. Si presenteranno ovviamente delle missioni che andranno a ricompensare il nostro impero nel caso riuscissimo a portarle a termine. Potete vedere che possiamo anche effettuare delle azioni diplomatiche con i nostri capi fazione, che ancora non conosciamo ovviamente perché non li abbiamo ancora incontrati. Quindi il nostro Nicholas Frost, che a quanto pare siamo riusciti a scoprire l'unico pregio che dispone, possiamo effettuare delle azioni diplomatiche, quindi dichiarare guerra, effettuare quindi degli scambi di ricerche e così via. Innanzitutto possiamo aumentare, anzi aprire il nostro riassunto dei mondi che abbiamo disponibili, il nostro primo mondo che abbiamo scoperto e gli altri 3 mondi che andremo ad affrontare nel momento in cui andremo ad incontrare un altro portale, che ovviamente sarà ben protetto da diverse unità che gli faranno la guardia. Innanzitutto adesso avanziamo di turno e vediamo che cosa accadrà nei turni successivi. Sono passati diversi turni ragazzi, siamo riusciti a sconfiggere i goblin che si ritrovavano all'interno di questa area nebulosa e siamo riusciti a conquistare, come potete vedere, un bel giacimento, ovvero questo giacimento di deserto, conquistando quindi a 50 monetine e lanciando via il nostro caro goblin all'interno di queste aree deserte. Inoltre possiamo vedere all'interno dei nostri guerrieri la loro esperienza, il loro livello di esperienza e anche delle azioni che possiamo effettuare, come per esempio all'interno delle nostre truppe possiamo anche, come possiamo dire, distruggerle, congedarle e quindi ottenere numerosi punti per quanto riguarda numerosi punti per quanto riguarda il nostro bilancio. Inoltre ecco qua la nostra ricerca appena scoperta, la pozione, il veleno, che offrirà 50% ai danni magici. Benissimo, in questa altra unità possiamo avvicinarci al nostro caro goblin, vediamo se possiamo buttarlo giù e ovviamente specializzarci alla conquista di questa cittadina. Speriamo che c'è una bella cittadina perché potete vedere il confine. Innanzitutto terminiamo il nostro turno. Ovviamente ho costruito sulla destra un bel accampamento dei maiali per aumentare quindi la nostra capacità di reclutare unità e come potete vedere sono stati reclutati altri uomini pronti all'assalto che adesso li manderemo direttamente alla conquista. Benissimo, vediamo un po', un'unità è salita di livello, l'unità delle assassine. Vediamo un po', possiamo migliorare la resistenza, possiamo migliorare anche il danno e possiamo migliorare la difesa su un terreno quindi accidentato. Io direi di aumentare l'attacco ragazzi e farle ritirare direttamente nelle nostre retrovie per quindi recuperare qualche, come possiamo dire, qualche uomo, anzi qualche donna per essere più efficaci in battaglia. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo game, ma davvero a tutti coloro che amano questo genere lo consiglio attivamente perché è quindi una svolta, è ambientato all'interno di un nuovo ambito, all'interno di una nuova epoca che quindi può essere davvero molto interessante. Ciao a tutti ragazzi!